Ha parlato di Chioggia come di una città che spesso viene definita come una Cenerentola. In realtà non è così, lo dimostra l'interesse politico di tanti ministri e di tanti amministratori importanti nei confronti della campagna elettorale del PDL. Beh, è il comune più importante del Veneto che va a votare in questa tornata elettorale, ma è un comune che è importante non solo in campagna elettorale, è importante sempre. Usciamo purtroppo da una stagione amministrativa non positiva, né quella che avevamo vinto noi né quelli che avevano governato prima. Abbiamo sprecato i soldi delle leggi speciali, oggi ci troviamo a gestire delle eredità pesantissime che dovremmo superare in una situazione di crisi nostra accomunata a condizioni di crisi anche per gli altri. Abbiamo bisogno di cambiare, di avere la forza e l'entusiasmo dei giovani, e per questo noi abbiamo scelto questo candidato, un candidato che ha dichiarato fin dall'inizio che vuole fare squadra, che vuole ascoltare e riuscire a comprendere prima di decidere, ma che poi deve fare. Questo è il suo slogan, è tempo di fare. Ecco, io credo che abbiamo messo a disposizione degli elettori un candidato giusto che possa rispondere al concetto di far squadra. Una squadra che dobbiamo fare in termini legali, locali, tra il sindaco, le giunta e il consiglio, ma la squadra si fa con la collettività, con le organizzazioni sociali, imprenditoriali, del sindacato, del volontariato, che abbiamo preziosissimo, per trovare la chiave di risposta che prima non è stata trovata. Ma bisogna fare squadra anche con le altre istituzioni. Ecco, io credo che la candidatura che facciamo noi è aperta a trovare la collaborazione della provincia dove ci siamo, della regione dove ci siamo, del governo dove ci siamo, dell'Europa dove ci siamo. Ecco, noi abbiamo questi traguardi, abbiamo tanti problemi, ma abbiamo anche la possibilità di credere nella soluzione dei problemi, cominciando da quella della pesca, quella del turismo, quella dell'agricoltura, quella del commercio, quella dell'artigianato, e potrei continuare all'infinito. Ecco, la sfida che nasce anche da questa campagna elettorale è che attraverso l'impegno di giovani, e ne abbiamo tanti nella lista oltre che il candidato sindaco, c'è la possibilità di dare una ventata nuova che risponde ai problemi veri della città con le risposte e le risoluzioni che ci aspettiamo. Presidente, sono state dette tante bugie sulla sanità chioggiota, quali? Ma c'è un'azione che tende a far apparire la regione disattenta in ordine ai problemi della nostra città. Non è vero, perché avevamo avuto la proposta da parte del Presidente Galan di investire 50 milioni di euro nella realizzazione del nuovo ospedale. Così non è stato e abbiamo deciso con la nuova giunta di sistemare il vecchio, rendendolo in grado da garantire ai cittadini chioggiotti le stesse prestazioni che vengono garantite agli altri, rimandando al nuovo piano sociosanitario quella che sarà l'allocazione definitiva del territorio di Chioggia in riferimento ai territori contermini. Questo è un investimento importante che dimostra la voglia della Regione di operare perché anche a Chioggia ci sia una sanità di eccellenza. È uscita la prima proposta di riparto dei fondi vecchi e in questa avevamo assieme ad altre ULS delle condizioni non soddisfacenti. Già ieri la quinta commissione ha codificato nella rivalutazione del piano che certamente avremo risorse in più, superiori a quelle che vengono sbandierate dagli oppositori della campagna elettorale. Noi non facciamo campagna elettorale in questo senso, siamo abituati a dimostrare le cose quando queste si verificano, a non far polemica, a ragionare con la gente, a dimostrare infatti le cose che sono importanti. Abbiamo fatto così anche questa volta e siamo pronti a misurarci oggi come ieri sui dati concreti, obiettivi per rispondere ai problemi della gente.